Proviamo anche... Cosa c'è? Niente ragazzi, lasciamo perdere, basta, non ci vuole. Lasciamo perdere, va bene. Chiedi di andare via perché davvero basta. Abbiamo tentato di tutto e di più. Mandiamola via. Chiacca? Sì, 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 basta, basta. Vai via. Vai via, certo. E mi dispiace, cioè noi tentiamo ogni carta, tu dici sempre di no, basta. Intanto, adesso entriamo un attimino dentro. Andiamo di fare il nostro bisognino. Ah, è necessario addirittura un bidone dei rifiuti. Vediamo di prenderlo. Bidone dei rifiuti. Eccolo qua. Vediamo di prendere bidone di rifiuti nano, bidone senza mani. Vediamo di prendere il cestino da lungomare. Ecco, questo qua già può andare meglio. Mettiamolo qua. Anzi qua. Allora ragazzi, adesso ce ne andremo anche fuori perché non possiamo continuare così con queste che non ci vogliono. Cerchiamo di trovarne una adatta. Intanto divertimento siamo sotto 0. Programma. Modifica un videogioco. Il nostro The Sim per sempre. Vediamo un po'. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ancora qui, niente, non ti apro più, puoi rimanere fuori e rimanere fradicia dietro la porta. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi stiamo tentando di hackerare anche dei nuovi videogiochi, modificandoli, sport incredibili. Ce la siamo cavata abbastanza bene, le piante stanno crescendo regolarmente. Oggi è appunto domenica, abbiamo giocato per un paio di giorni, non abbiamo avuto fortuna nell'ambito dell'amore, però abbiamo potenziato dei nuovi argomenti che possono essere davvero importanti. Adesso stiamo anche modificando il nuovo videogioco. A breve vedremo di innaffiare nuovamente le nostre piante, eccole qua, e di estirpare le erbacce. E vediamo un po' cosa è successo. Nuovamente felici, perfetto. E addirittura i bisogni tutti al massimo, quindi possiamo continuare su questo argomento. Il microscopio è anche pronto. Vediamo cosa possiamo fare con gli acquisti. Macchine, auto giocattolo. Cos'era quella cosa lì? Il banco da lavoro, lavoro... postazione di lavoro, ricognizione. Vediamo qual è. Ah, ecco, forse una di queste. Carriera di agente segreto. No. Era qualche altra cosa che era apparsa prima in un desiderio. Vediamo un po'. Forse qua. Vediamo cameretta. Forse. Ecco. Ah, sblocchiamo gli oggetti pian piano che ci lavoriamo. Osservatorio da giardino. A che serve? Affidabilità. Logica. Ah, tavolo da lavoro. Fondi insufficienti, 1800. Va bene, attendiamo. Ok, vediamo dove possiamo andare. Mi sa che abbiamo completato anche l'altro videogioco. Occupiamoci del nostro giardino, ragazzi. Perfetto, abilità giardinaggio al livello successivo intanto. Vediamo se è vero. Dai. Allora, siamo al livello 4. Adesso possiamo parlare alle piante per soddisfare il primo bisogno di socialità. Perfetto. Intanto vediamo di abbandonare questa sezione. Andiamo alla grande con i nostri bisogni. La cameriera arriverà domani, che è lunedì. Perfetto. Ok. Abbiamo raccolto tutto. Allora, adesso invece di giocare io me ne andrei proprio in un altro luogo, pronto per fare amicizia. Allora, vediamo un po'. Intanto salviamo. Allora, come si viaggia? Non me lo ricordo più. Aspettate. Ah, eccolo qua. Questa volta, ragazzi, andremo al parco generale. Eccolo qui, al bocciolo del deserto. E non invitiamo nessuno, andiamo diretti noi per vedere un po' qualche persona nuova. Eccoci qui. Allora, vediamo cosa c'è all'interno di questo bocciolo del deserto. Allora, vediamo di procedere, vediamo se c'è qualche bella ragazzina. Vediamo se possiamo trovarla. Iniziamo a muoverci, ragazzi. Andiamo un po', ecco che arrivano le persone. Vediamo. Che ore sono? Le 8 di sera, ci dovrebbe essere qualcuno. Intanto andiamo qua per rompere il ghiaccio, vediamo se possiamo ordinare qualcosa. Vendono qualcosa qui? Cos'è? Ah, era un camino, scusate. Prepara una bevanda, lavora come barista. Una bevanda, che bevanda? Sale saporito fiammeggiante. Vediamo di prenderlo. Andiamo, intanto aspettiamo qualcuno. Ok, eccoci. Addirittura acquisita l'abilità mixologia. Guardate che figo. Probabilmente per preparare bevanda al bar. Mi piace questa. Ok, mi sa che non c'è nessuna ragazza però qua in giro.
Proviamo, ragazzi, a bere questa bella bevandona che ci siamo appena adesso preparati. Vai. Eccoci. Come... Eccoci qua. Ok ragazzi, mi sa che non è che ci sono molte persone in questa specie di luogo misterioso e strano. Intanto vediamo di aumentare la nostra socialità e scoliamoci il nostro grande bicchierone. Allora, vediamo di complimentare per l'abito il nostro grande amico, e magari spettegolare un po', provare a un complimento sincero, una storia buffa, dove è una barzelletta toc toc e una barzelletta sui politici. Bene, vediamo di andare su questa strada. Perfetto. E ragazzi, volevo soprattutto osservare questo nuovo posto, ma a quanto pare siamo venuti a un orario abbastanza strano, non credo che ci saranno persone. In più sono appunto le 10 di sera, chi è che viene appunto qui? Ecco, ci sono solo dei pazzi, dei matti qui che camminano. Tanto qua, attenzione, ehi, attenzione. Attenzione, questa qua addirittura con i cuoricini. Ehi, presentazione divertente, andiamo, basta, non rompere le scatole. Via il bicchiere, buttiamolo in aria. Andiamo, procediamo. Dove siamo? L'abbiamo persa di vista. Qui ce n'è un'altra. Dai, presentazione divertente. Eccola qui. Ok, rallegriamola un po'. Prendiamo ragazzi la prima che trova. Complimento sincero. Sì, è carina con quel cappello alla tipo come si chiama? John Wayne. Impariamola a conoscere. Fare ridere la storia migliore. Una storia coinvolgente. Raccontiamo a livello superiore di carisma, aduliamo e lanciamoci a fare un'imitazione di qualcuno. Intanto possiamo anche provare a raccontare una barzelletta sui politici e addirittura buffo vediamo un po', una barzelletta toc toc. Dai, è perfezionista la nostra amica. Ok? Facciamo davvero passi da gigante, ragazzi. Grande. Proviamo da questa parte. Attenzione, giocoso. Vai alla grande, fai ridere davvero. Importuna maledizione. Rivolgi uno sguardo folle, il nostro solito sguardo folle. Eccolo qua, da secchione di turno. Dai, amico mio, il tuo sguardo. Eccolo. Eccolo là. Bravo. Importuna maliziosamente. Chiacchiera con Camilla. Sì, malizioso. Proviamoci, ragazzi. Attenzione, vediamo. Al solito, niente. Perché? Perché no, la lezione? Vediamo un po' amichevole. Conversazione spiacevole. Vediamo di andare in bagno un attimino. Ok. Andiamo in bagno. Stiamo per finire. Scuse eleganti, dai. Vediamo di scusarci un attimo. Perché aveva come obiettivo la malizia. Ecco dove siamo. Eccoci qua, stiamo arrivando dalla nostra amica. Proviamo a scusarci elegantemente. Ok. Rallegriamola. Ragazzi, io sto tentando di tutto pur di fare qualcosa, ma non ci riusciamo. Possiamo adularla, chiedere della sua giornata e addirittura proviamo nell'ambito buffo un'altra barzelletta toc toc. Vediamo. Eccola. Conversazione piacevole. Rivolgi uno sguardo folle. Lo sguardo folle procede bene, ragazzi. Quando siamo sulla strada dello sguardo, potete vedere che è abbastanza felice lei di vederci fare i cretini davanti a lei. Però appena vogliamo fare un po' i maliziosi, niente. Non funziona. Vediamo se possiamo fare un'imitazione. Provare ad adularla nuovamente. Scusate ragazzi, sono un po' ripetitivo, però sto cercando di fare qualsiasi cosa pur di riuscire ad avere una ragazza. Allora, descrive l'invasione dei robot. Proviamo anche a chiedere di passare del tempo assieme. Che succede? Al solito, i soliti rompiscatole davanti ai nostri piedi. Allora, una storia buffa. Possiamo anche fare un'imitazione. Abbiamo detto anche di passare del tempo assieme. Allora, vediamo un po'. È stanco il nostro amico, si deve sedere perché ha i calli nei piedi, Ha lavorato tanto come contadino, gli sono spuntati. Ok, una storia stravagante. Vediamo di complimentare per l'abito e rallegrarla un po'. Va bene, altre scelte, buffo, sempre l'invasione dei robot. Dai, parliamo un po' di Robocop. Comicità livello 4. Ah, vuoi fare una battaglia a braccio di ferro, amica mia? Si è messa davanti a me proprio per questo? Brava. Seguimi così. Un altro sguardo folle, così ci roviniamo un po' la reputazione da queste parti. Grande.
Malizia? Cosa c'è di malizia? Schiaffeggia in modo buffo. Ma che siamo pazzi? Malizia, lasciamola perdere. Quanto siamo maliziosi noi? Vediamo. Uno, niente. Proprio per questo ci cacciano. Sempre buffo. Ecco, dobbiamo fare noi i deficienti per fare funzionare tutto. Un po' come... Chi era quello? Nella settimana d'addio, quando faceva il giornalista del canale 7, doveva fare il deficiente per fare funzionare ogni cosa. Noi così stiamo facendo, proprio per riuscire ad avere qualcosa. Vediamo un po'. Racconta una barzelletta sulla moda. Cambiamo un po'. Esprimi l'ammirazione. Vediamo un po'. Conversazione profonda. Sii malizioso. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Sii malizioso. Va bene. Dai false cattive notizie. Ok, deve essere qui. Hai false e cattive notizie. Vediamo. Sono curioso. Vediamo queste cattive notizie. Abbiamo completato il nostro bello obiettivo. Sei contento? Ancora? Fai un'imitazione per qualcuno? Vediamo se la troviamo. Malizia. Fai un'imitazione. Menti sulla carriera. Sì, siamo dei sporchi miliardari che viviamo ovviamente nelle più grandi metropoli del mondo. Avanti. Eccoci qua. Abbiamo venduto miliardi e miliardi di barili di petrolio. Siamo i migliori. Niente. Ancora non ci vogliono, ragazzi. Non ce n'è proprio. Non ce n'è per niente. Mi sa che possiamo anche lasciar perdere per questa sezione. Schiaffeggiamo in modo buffo. Proviamo, ragazzi, la nostra abilità malizia. Attenzione, eccola. Attenzione ad alzare le mani. Attenzione. Ha riso, mamma mia. Meno male. Perfetto. Beh, ragazzi, la sezione romantica non è disponibile con questa ragazza. Forse al nostro amico non piace. Vabbè, ci siamo fatti un altro amico. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Noi adesso abbandoniamo la nostra conversazione dopo un bell'abbraccio e torniamo a casa dopo aver migliorato la socialità. E cercheremo ancora un'altra ragazza dopo tanti estenuanti tentativi. Torniamo a casa. Perfetto, abbiamo già migliorato un po' di relazioni. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, sempre qui su The Sims 4. Vediamo un po'. Eccoci arrivati. Dove siamo finiti? Attenzione, la nostra casa dov'è? Ce l'hanno teletrasportata via. Attenzione, ragazzi, la nostra casa. Dov'è la casa? Dov'è la casa? Ah, eccola qua. Perfetto, vai a casa. Benissimo. Ah, mi sono trasferito su un altro quartiere. Va bene. Quindi, ragazzi, vi dicevo, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. In ogni video cerchiamo di arricchire sempre in maniera costante la nostra conoscenza su The Sims. E cercheremo, e prima o poi ci riusciremo, prima di diventare anziani col bastone, a trovarci la nostra ragazza. Eccoci nel covo sassoso. La cameriera ci ha pulito la casa, splende come un gioiello. E adesso prepariamo una ricetta speciale. Frittelle dell'orsetto gommoso formato buffo. Dai, ragazzi, vi faccio vedere questa ricetta e poi chiudiamo il video, perché sennò qua io gioco per ore, devo andare e quindi meglio chiudere adesso. Io giocherei tutto il giorno, Eccoci, vediamo sta ricetta. 5000 grammi di prosciutto, benzina, kerosene, un po' di bauxite e magari anche un po' di sputo di anziano di un paio d'anni. Ok, eccoci qua. Nostra nuova ricetta che possiamo fare solo con questo stato d'animo. Ed eccole qua. Mangiamocele. Vediamo come sono. Oddio. Stai attento. Competenza culinaria. A disagio. Alla grande. Conversazione piacevole e profonda. Nuova amicizia addirittura. Cosa vogliamo fare anche? Bevi una bevanda al bar. Vuoi bere? Sempre che bevi, Intanto andiamocene a letto. Bene, ragazzi, mi fa piacere di continuare questa bella serie insieme a voi. Con questi 1600 vediamo di comprare qualcosa di innovativo. Allora, vuoi il bar, amico mio? Bonsai. Questo mi piace, il bonsai. Un piccolo arbusto perenne cresciuto in un vaso decorativo. Produce un fitto fogliame da... Ok, potare per avere delle forme. Bello, tipo signor Miyagi. Bellissimo. Eccolo qua. Attenzione. Come diceva, se quadro nasce dentro te, quadro è sempre giusto. Bellissimo. Allora, facciamo un po' di signor Miyagi. No, non chiudo il video, ragazzi. Un attimo, voglio fare un po' di signor Miyagi. Ok, aspettiamo un po'. La doccia, sì, velocissima, perché voglio fare bonsai. Perfetto. Pianta che cresce solo in Okinawa. Giappone qui. Cina qui. Okinawa qui. Perfetto. Dai. Attenzione. Facciamoci la doccia. Vai. Perfetto. Doccia super veloce. Poi
Bonsai. Vai. Attenzione. Ci sarebbe anche la musica orientale. Vediamo se c'è. Lo stereo, grazie al cielo, non ce l'abbiamo più. Cos'è questo? Esegui flessioni. Così. Giochi energico. Facciamo un po' di bonsai. Quadro è sempre giusto. Se quadro nasce dentro te, quadro è sempre giusto. Perfetto. Dai. Vediamo che cosa è uscito fuori. Che cos'è? Uno di quelli là di Rayman. Quelli là, quegli orsettini bianchi là che cacciavano Rayman. Ve li ricordate, ragazzi? Eccolo qua. Intanto che stiamo facendo? Jogging energico. Flessioni non ne possiamo fare perché abbiamo i pettorali di un bradipo. Qui c'è Serena. Serena è lei, lo riconosco dalla camminata. È lei. Tanto facciamo un po' di jogging come degli stupidi. Eccoci qua, avanti e indietro. Vai, 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 vai. Come si fanno le flessioni? Clicca sul terreno. Ah, ecco. Dove siamo? Flessioni. Esercizio. Flessioni. Vai. Ah, vai. Vai, amico mio. Non fa male. Non fa male. Drago. Dai, saliamo su una montagna e mettiamoci a gridare Drago. L'altra sera l'hanno fatto in televisione, ragazzi. Rocky 4. Avanti. No pain. No pain. Grande. Benissimo. Ragazzi, basta così. Oggi ci siamo divertiti abbastanza. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti. Salviamo. Un salutone anche dal nostro Edward Van Helgen.